Ma come godo, faccio, ma come godo, ma come godo. Comunque, faccio, a parte questi un po' così, parliamo oggi del posto, facciamo il post partita dell'Inter e della Juventus. Che lo so, quello della Juventus Sporting Lisbona doveva uscire ieri al massimo stamattina, però non sono riuscito proprio a farlo uscire. Ho avuto un botto di cose da fare. Scusate, e quindi non ho avuto il tempo di registrarle tutto, quindi ho deciso di far uscire e tutti un post partite stasera, così faccio tutta una cosa insieme. Però vabbè. Allora, partiamo dall'Inter, poi passiamo a Juventus, guardate, un qualche cosa riccio, giù, mamma mia, ci fanno pare risale, roba, mamma. Allora, Inter che batte il Kairat, una squadra greca, pensa, una squadra, boh, sarà asiatica, che ne faccio. Vabbè, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Allora, segna. Carlos Ausso, che ha detto pure il migliore in campo, devo fare i complimenti, ha preso un voto di 8,4, 8,5, non mi ricordo quando è stato valutato. E poi segna Lautaro. Però posso dire una cosa, su Piero Esposito aiuta sempre, secondo me. Aiuta sempre. Sta dimostrando proprio il saper fare l'attaccante dall'interno. Cioè, l'anno scorso, se vi ricordate, ha fatto il capocannoniere della Serie B. Cioè, chi se l'aspettava che questo dalla Serie B faceva un salto di qualità in serie, mamma mia, io ha pigliato 8, poco a poco facevo pure il migliore in campo, voglio che mi pigliassero per Napoli, voglio che mi pigliassero per Napoli, cioè è troppo forte, voglio è micidiale proprio. Se ce la acchiappiamo alla prossima partita contro l'Inter, a gennaio, a febbraio, quando è? Vabbè, chi si distrugge. Dobbiamo aspettare solo l'infortunio vista quando teniamo la partita contro l'Inter a Milano, perché se no rischia il proprio. Cioè, questo ti uccide. Se gli capita la giornata buona, questo ti uccide proprio. Ti uccide, ti fa un gol e un assist, ma pure 2 o 3 gol tu fai, chissà, quindi. Ma c'è massa corta, chissà. Vabbè, ottima partita da parte dell'Inter che ha pari punti con Arsenal e Bayern Monaco, se non sbaglio, ora non ricordo precisamente la classifica della Champions. E poi per il Kairat, questa squadra che nessuno conosce, ha segnato Arad. Che poi posso dire una cosa sul portiere di questo Kairat. È un buon portiere, eh? Non è un portiere scarso, eh? Sai, in Champions League non è scarso, eh? Perché secondo me se capitava un'altra squadra, sembra asiatico, oppure una squadra di bassa classifica, cioè l'Inter faceva 2 o 3 gol senza prenderne uno, non ne prendeva, non subiva il gol, Però, scusate, però diciamo ha fatto una bella partita, il portiere dell'88. Ora passiamo alla Juventus. Juventus Sporting di Lisbona 1-1. Ma io godo, ma come godo, ma come sto godendo, ma io godo come un pazzo. Cioè, la Juventus di Spalletti, può vincere tutto, può vincere lo scudetto, può arrivare in Champions, vince tutto. Se pensate che ho sentito tifosi juventini dire chi stanno, quest'anno vinciamo la Champions League, Coppa Italia, Super Coppa Italia e campionato. Facciamo il quadruplet, no il triplet. Allora ci stavo, ma quando ho vinto? Un mio amico Juventino sta nella mia classe, ha detto quest'anno Spalletti, vinciamo tutto, mamma mia. Cioè tu avevi, no, l'occasione di passare avanti al Napoli, ok? Perché al momento la Juventus con questo pareggio ha 3 punti in 4 partite, ok? Quindi vuol dire che ne ha persa uno e ne ha pareggiato tutte le altre 3. Tu bastavi, e questa qua, che il Napoli ci ha vinto, dicendo. Tu bastava che la vincevi 1-0
Dici, ah boh, stavi solo a Napoli, stavi a 5 punti, il Napoli a 3, no a 4, sì 4, scusate, perdono. Con il pareggio non mi fate pensare che la partita, stava a 4 punti la Juventus. Però mamma mia, come godo, ma come godo, ma come godo. Vabbè, i marcatori sono Araio al 13esimo, 14esimo minuto, e poi Vlahovic al 30esimo, 34esimo, adesso non ricordo precisamente. Poi secondo me Vlahovic secondo me chissà non sta facendo proprio buono, sta sfondando proprio, sta sfondando. Cioè sta chi si da di tempo da 3-4 partite sta pure a 10 gol. Cioè in campionato. Cioè, se fa 2-3 gol a partita, fa 2 gol a partita in 4 giornate, 4-5 giornate, 5 per, cioè fate l'addizione alla moltiplicazione, 2 per 5 partite, 10, sta a 10 gol, più i gol che ha fatto prima, sta a chiudere 10 gol, cioè, io sto scioccato da quello che sta facendo Vlahovic quest'anno, fino all'anno scorso, 2 anni fa, non è che sta facendo tanto buono, però sta sorprendendo quest'anno, cioè sta capacità che all'ultimo anno di contratto che ha, fa bene e fa vincere 30 gol. Cioè, boh, non so, sia al primo annetto e mezzo, che all'ultimo anno, cioè, boh. Vabbè, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video. Cioè, a buia, scusate, ci vediamo in un prossimo video e mi raccomando lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. E qui sotto nei commenti troverete il gruppo Telegram e il mio canale G.